Allora, rieccoci in onda e come al solito apriamo le linee telefoniche per chi vuole intervenire sui fatti del giorno. 02 66 20 35 29 per la diretta, oppure per gli SMS e per i WhatsApp il numero è il 346 6427 756. Ripeto, 346 6427 756. Vediamo i messaggi che nel frattempo sono arrivati. Ciao Giulio, per i mini bot non si può proporre un referendum, scrive l'ascoltatore. Adesso vediamo di aprire come si deve il messaggio. Buona giornata Andrea. Non credo che siano già, più che referendum erano già in un contratto di governo, quello tra Lega e 5 Stelle. E ancora scrive Angelo Cusago: Radio Radicale deve trasmettere, ma raccogliendo fondi dai radicali o da Soros o dalla pubblicità, non con soldi pubblici. Nessuno ha mai detto che deve chiudere, ma non deve avere soldi dallo Stato, o pochissimi, uguali per tutte le radio. La casa di mia figlia, acquistata nuova 9 anni fa grazie a Monti, si è deprezzata del 30%. Lidia, non vedo di cosa si vanta, non tutti possono comprare megaville come lui, mentre un altro ascoltatore ci posta una notizia da Vox News: minacce di morte a Meluzzi, vi esplode l'ufficio entro le 12, ad Alessandro Meluzzi. Allora, un altro ascoltatore, Luigi, via SMS: bravo Matteo, è il momento di approfittare con i tedeschi, gioca bene le tue carte. Intanto diamo un sguardo anche all'agenzia ANSA in prima pagina. Vigile del fuoco muore durante un intervento in Puglia. La notizia viene appunto dalla Puglia, la tragedia nella notte nel Tarantino, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina. Adesso vediamo se riusciamo ad aprire il link alla notizia con molta calma. La notizia viene appunto da Grottaglie. Un vigile del fuoco di 54 anni in servizio presso il distaccamento di Grottaglie appunto è morto la notte scorsa durante un intervento nei pressi di una masseria nelle campagne tra San Giorgio Ionico e Pulsano. Lutto nel corpo nazionale. La vittima era impegnata con colleghi nello spegnimento di un incendio che aveva avvolto un camion parcheggiato adibito in parte al trasporto di cavalli, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina. È la notizia che apre la prima pagina in questo momento. La seconda ha a che fare ancora con il governo che va avanti, è tregua tra Salvini e Di Maio, scrive ancora l'ANSA in prima pagina. Si danno il 5 Salvini e Di Maio dopo le 2 ore di colloquio con Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. È l'immagine è l'immagine che sembra tenere in piedi il sodalizio tra i due vice premier, che sul fronte dei conti pubblici impensierisce il Presidente del Consiglio. Più una tregua tra i due vice in attesa di decisioni nette su come impostare il rapporto con l'Unione Europea, tra l'altro. Il dialogo si è riavviato fra Conte e i due vice premier su come evitare la procedura di infrazione europea. Restano divergenze e tensioni. Con una nota, Palazzo Chigi rimarca: sarà necessario un incontro con i tecnici del Ministero dell'Economia e il ministro Tria per mettere a punto una strategia da adottare nell'interlocuzione con l'Europa per evitare una procedura di infrazione per il nostro paese, per impostare una manovra economica condivisa. Da qui l'annuncio di un nuovo vertice per reimpostare l'agenda di governo. I tre tornano a parlarsi. Allora, vediamo di mettere un quesito facile qui alla nostra discussione pubblica. Secondo voi, visto che Salvini lo abbiamo rivisto stamani nelle 2 interviste sulla Verità e su Libero, torna a parlare di giù le tasse oltre che di riforma della giustizia. Giù le tasse o è meglio farla finita? Basta con i no, mollo tutto, sono i 2 titoli della Verità e di Libero. Non resto al governo a perdere tempo. Allora, secondo voi questo drastico taglio delle tasse, che in fondo, se ci pensate, è una vecchia promessa della politica italiana dai tempi della famosa discesa in campo di Berlusconi nel 94, questo drastico taglio delle tasse si può fare? Che dice l'Europa e che atteggiamento si deve o si può o si dovrebbe auspicabilmente, secondo voi, tenere nei confronti dell'Europa?
O meglio, possiamo mettere la domanda in chiave ancora più polemica, ma polemicamente costruttiva. Per quale motivo questa volta dovrebbe essere possibile ciò che non è stato mai possibile fare neanche addirittura prima che entrassero in vigore le draconiane regole dell'Unione Europea nel 94? D'accordo che il governo Berlusconi durò molto poco, però la promessa era la stessa: sburocratizzare e tagliare le tasse. Dal 94 a oggi non c'è riuscito nessuno. Per quale diavolo di motivo ci dovremmo riuscire oggi, o dovrebbe riuscirci questa maggioranza? E in subordine, secondo voi è la volta buona per tagliare le tasse? Che dice l'Europa? Cosa dovremmo dire noi a nostra volta all'Europa, visto che il tema di bilancio fa la voce grossa e a voce in capitolo? Vediamo se questa questione può stimolare la nostra discussione. Evito di leggere messaggi della solita persona che ha il solito messaggio, però ci ha capito. Io la persona che continua a mandare il solito messaggio non glielo leggo più, quindi se vuole mandarlo vada avanti. Adesso lo avverto, dopodiché neanche lo avverto. 02 66 20 35 29, pronto? Pronto, buongiorno Giulio. Buongiorno a lei. Sono Claudio e chiamo dalla provincia di Novara. Prego Claudio. Ho chiamato per due motivi. Uno, una puntualizzazione. Nicola Bombacci non venne ucciso in piazzale Loreto, ma venne ucciso sul lungolago di Dongo, venne fucilato esattamente in fianco ad Alessandro Pavolini. In piazzale Loreto venne fucilato solo Achille Starace, gli altri arrivarono che erano già cadaveri. Vabbè, sì, per la verità si è capito forse male, perché Marcello Veneziani, che oggi su Libero, sulla Verità, ricorda Bombacci, correttamente scrive: fu fucilato con Mussolini a Dongo e fu esposto col cartello super traditore. Sì, è molto più aderente alla realtà, questo sì. La seconda cosa riguardo appunto l'Europa, all'argomento che lei ha introdotto. Penso questo, non dimentichiamoci che l'Europa è stata fondata da 3 massoni e l'impianto che è stato dato dall'inizio è stato comunque un impianto commerciale. Infatti si è detto subito mercato, comunità economica, non è mai stato tenuto nascosto. Mio modestissimo parere, considerando come è stata trattata per anni non solo l'Italia ma i paesi del Mediterraneo, se non mettiamo sul piatto la reale possibilità di potercene andare, tipo Inghilterra per spiegarci, non credo che otterremo molto. Secondo me l'Europa, così come è stata impiantata, è già da tempo arrivata al capolinea. Di nuovo, buona giornata. Buona giornata a te. 02 66 20 35 29, pronto? Sono Gianni da Genova, ciao Giulio. Ciao Gianni. Complimenti per Achille Toro e Barbieri, combinazione, no? È sempre la solita solfa, è per quello che bisogna cambiare la magistratura. Io per quanto riguarda l'Europa la vedo molto difficile, perché loro vogliono continuare col pilota automatico, però come in tutte le cose c'è soltanto una cosa, che è la morte, ma siccome la morte è una cosa a sé, nella vita si può anche, diciamo così, fare delle cose positive. Certamente che noi abbiamo i ministri, cioè Claudio Borghi, che ha spiegato molto bene cosa sono i minibot. Io quando dicevo come mai che non si mettono in commercio questi minibot, che non è debito ma sono dei certificati, diciamo così, dei buoni, ci vuole naturalmente la volontarietà, perché siccome non è una moneta forzosa deve esserci la volontà da parte di tutti i cittadini di accettarli, e di conseguenza creeresti, diciamo, un po' di sviluppo, dato che i quantitative easy abbiamo visto che caro Mario Draghi della Banca Mondiale, dove lavorava, e poi alla Goldman Sachs, cosa ha combinato con i derivati, altro che mini voto. Perché i magistrati non hanno fatto un po' delle inchieste sui derivati che stanno distruggendo l'economia reale, i vari da Vigo e compagnia cantante? Però io ho una certa fiducia, e perché ormai si sono smascherati, capisci? Quando le cose vengono smascherate è più difficile portare avanti il pilota automatico. Anche Conte che faccia diciamo così, gli interessi degli italiani, non che faccia il pilota automatico o maggiordomo di questa Europa, che comunque è fallita.
Ti ringrazio Gianni, grazie anche a te. 02 66 20 35 29. Si può fare il taglio delle tasse? Com'è che è possibile secondo voi farlo adesso? Intanto c'è un'altra telefonata caduta, per cui le linee sono libere. 02 66 20 35 29. Altro che meno tasse, Appendino a Torino, scrive Massimo, ha aumentato del 25% l'IMU per alloggi affittati a prezzo convenzionato che meriterebbero invece tutela, scrive il nostro ascoltatore torinese. E intanto in Danimarca ha vinto una forza politica contraria all'invasione, scrive un altro ascoltatore. Pensare che la Danimarca non solo ha mantenuto la propria moneta come altri stati membri tipo Norvegia, Svezia, Regno Unito e altri, ma addirittura non ha ratificato il Trattato di Dublino. La nostra Costituzione, articolo 11, non consente cessione di sovranità con gli altri stati solo per pace e giustizia. Perché allora l'Italia ha ceduto sovranità in tante materie, non certo in parità con gli altri stati? Siamo i meno furbi in Europa, i più stolti. I nuovi europei rimedieranno a questa ingiusta disparità. Chi ci spiega il perché di questa disuguaglianza? Scrive quest'altro nostro ascoltatore. Poi la Procura di Palermo indaga ancora il Viminale sulla Sea-Watch. Come indica l'articolo 5 del Codice della Navigazione, gli atti e i fatti compiuti a bordo di una nave in uno spazio soggetto alla sovranità di uno Stato estero sono regolati dalla legge nazionale della nave o aeromobile, in tutti i casi in cui deve applicarsi la legge del luogo dove l'atto è compiuto, il fatto è avvenuto. Poi abbiamo altri messaggi via WhatsApp, ma intanto abbiamo anche due telefonate che ascoltiamo subito allo 02 66 20 35 29. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno dottor Cainarca, sono Anna Dizio. Io volevo dire questo. Certamente forse le condizioni in Europa adesso sono un attimino più, certo loro si arroccheranno logicamente sulle loro posizioni, ma anche la signora Merkel ha dei grossi problemi con Deutsche Bank, che è strafarcita di titoli marci. Diciamo che forse potremo avere qualche chance anche magari vedendoci se si accoderanno con noi altri stati del sud, dei PICS, tipo la Grecia, tipo la Spagna. Con Spagna sarà difficile perché ancora lì è una roccaforte. Ad ogni modo io credo che bisogna tentare, anche perché, dottor Cainarca, meglio morire in piedi che vegetare in ginocchio. No, ormai non siamo più nelle condizioni di avere delle richieste alle spalle per poter far fronte ad ulteriori crisi e austerity. La ringrazio, buona giornata. Buona giornata a lei. 02 66 20 35 29. Pronto? 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 Buongiorno. Buongiorno, sono Andrea da Varese. Prego. È la prima volta che chiamo, mi fa piacere di parlare con te perché ho una richiesta da fare. No? Sì. Io richiedo una par condicio calcistica a Radio Padania. Cioè? Perché non è possibile che quando c'è che fanno l'intermezzo calcistico c'è sempre solo Marco Pinti che parla con l'interlocutore di carta canta che è anche lui milanista. Perciò chiedo se possibile che ci sia anche Pierluigi Pellegrini, almeno c'è un milanista e un interista. Poi, la seconda invece che è un po' più seria, sì. No? Io è un po' che lo penso questa cosa qui. Quindi per poter fare in modo che l'Europa ci pigli più sul serio, l'unica maniera che c'è è da fare un referendum. E il referendum come hanno fatto in Inghilterra, perché sennò questi qua non ci pigliano mai sul serio. Perciò penso che Matteo debba mettersi lì e cominciare a tirare sulle firme per fare il referendum, se no questi qua ci pigliano sempre come delle scarpine, ecco. Questo è quello che volevo dire. Bene, allora ti ascolto per radio, grazie. Grazie a te. E intanto 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire. Allora il quesito da cui siamo partiti oggi è questo qui: ma secondo voi sto taglio delle tasse si può fare adesso? E per quale motivo quello che non si è fatto per 25 anni stavolta secondo voi si fa? Visto che appunto le promesse del 94 della famosa discesa in campo di Berlusconi erano più o meno le stesse, no? Taglio delle tasse, sburocratizzazione, cambiare tutto, rinnovamento, governo del cambiamento, governo del popolo. 25 anni sono passati, non sono pochi, un quarto di secolo. Come la vedete voi?
Secondo te il problema dell'Italia è il debito pubblico, scrive Dario, per ridurlo bisogna colpire il sud e i pensionati, ma chiunque avesse il coraggio di farlo politicamente morirebbe. Non vedo soluzioni, e qui apriremo un altro capitolo sul debito, che credo possa essere un'altra interessante discussione. Secondo te, Giulio, si può fare? Come quota 41 le tasse avranno lo stesso trattamento, specchietti per le allodole? Perché quota 41, anche quello è un obiettivo, no? Anche qui potremmo dire la stessa cosa, che sono cose da fare e che sono cose che certamente erano state anche dette in passato, ma uno si potrebbe domandare se questa qui è la volta buona e perché pensate magari che è la volta buona oppure no, al contrario, perché il nostro amico che ha appena scritto sembra pensarla al contrario. Sono d'accordo, scrive Corrado, con il taglio delle tasse, ma di pari gli evasori e i furbetti vanno bastonati. Distinti saluti. Grazie per tutto il lavoro di informazione, gli splendidi pezzi musicali che sollevano il morale. Il taglio delle tasse, scrive un altro ascoltatore ancora, bisogna farlo. Per farlo innanzitutto bisogna cominciare col taglio di una miriade di enti inutili, scrive Floriano da Padova. Rai in primis, così aveva deciso il popolo 25 anni fa con il referendum. Buon lavoro. Poi sono altri messaggi, ma intanto c'è una telefonata, ascoltiamo. Pronto? Buongiorno. Ciao Giulio. Ciao. Sono io. Buongiorno, sì, ciao. Ciao Giulio. Sempre. Comunque complimenti per il tuo lavoro. Volevo dire una cosa, ma i 16 miliardi che noi diamo all'Europa così costantemente, cioè non ci danno un po' di forza, diciamo, uso la parola grossa, di ricatto per quanto riguarda il discorso tasse, le procedure di infrazione? Mi fai la procedura di infrazione, va bene, non te ne do più 16, te ne do 10. Cioè, proprio siamo obbligati a piegare la gobba, a pagare e tacere. Ecco, questo mi chiedevo. Ciao Giulio, grazie. È uno degli argomenti che vengono usati anche dallo stesso Matteo Salvini, come abbiamo visto nelle interviste di stamattina, no? 02 66 20 35 29. Intanto, per tagliare la testa al toro sul tema dei mini bot, Carlina da Busto, non si potrebbero adeguare gli strumenti fiscali già esistenti per consentire a coloro che vantano crediti dalla pubblica amministrazione di recuperarli fruendo di crediti di imposta, compensazioni o detrazioni. Credo sarebbe interessante chiedere a Borghi, Malvezzi e Rinaldi cosa ne pensano, cioè in sostanza quelli che vantano crediti dalla pubblica amministrazione li recuperino fruendo di crediti di imposta, compensazioni o detrazioni al posto dei mini bot. E intanto c'è una telefonata. Pronto? Buongiorno. Ciao, sono Giorgio da Torino, Ruspa. Volevo dirti una cosa, intanto io come piccolo imprenditore aspetto 11.000 euro di un credito d'imposta che abbiamo e che sto aspettando da anni. Ma il discorso, la domanda che hai fatto, se riusciamo a fare o no un abbassamento delle tasse adesso e perché non l'hanno fatto i governi prima. Il PD era venduto, Berlusconi era ricattabile, questi due al governo qua non sono ricattabili e questa è la loro forza. Quello che forse ci potrebbe permettere di fare effettivamente delle cose nuove. Ecco, questa è una lettura interessante Antonio Verna farà sentire Rinaldi dopo le 11:30 oggi sui mini bot, l'intervento ad Agorà. Intanto questa è una lettura, dicevo, interessante perché effettivamente si potrebbe dire stavolta è la volta buona perché pare che questi due non siano ricattabili, no? È una lettura, è una spiegazione possibile. Come la pensate voi? Dopo la pausa riapriamo le linee 02 66 20 35 29. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? Radio Padania è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Padania Libera, la tua radio. Canale 740. E lucevano le stelle
Sì, lo so che per realizzare tutti i progetti della Lega per l'Italia non bastano certo 2 parole, ma i 2 per 1000. Gli italiani sanno tutto e sanno pure che il codice per destinare alla Lega il 2 per 1000 è D43 e che lo si deve scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Donar il mio solo pensiero, firma www.2per1000lega.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Porta con te ovunque RPL. Scarica l'applicazione su smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiopadania.org. Cosa aspetti? Allora, torniamo in onda 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire. Il tema del giorno sono le tasse. Ce la facciamo stavolta? E per quale motivo secondo voi è credibile o no la promessa di taglio delle tasse, che poi è contenuta naturalmente anche nell'accordo di governo? Allora, è credibile? Si può fare? Perché si può fare? Perché non si può fare evidentemente, o se la pensate diversamente? Messa in maniera un pochino più pepata, per quale motivo dovrebbe essere possibile ciò che non è stato possibile per 25 anni almeno da 25 anni almeno a questa parte. Allora, per risolvere la faccenda ci vuole il taglio delle tasse, scrive Eugenio via SMS al 346 64 27 756. Ci sono anche i WhatsApp allo stesso numero. Per risolvere la faccenda taglio delle tasse, condotto un vale per tutti, licenziare dipendenti pubblici, e chi fa il furbetto gli si tagliano i ponti e le possibilità. Tutti sappiamo quanti evasori ci sono in Italia su tutte le categorie. Chi ha il coraggio di fare questo? Si domanda il nostro ascoltatore. 2 sono le telefonate, 02 66 20 35 29. Pronto? Tocca a me? Sì, prego, buongiorno. Salve, buongiorno. Sono d'accordissimo sul fatto, di far pagare le tasse a tutti, ovviamente, perché le abbiamo sempre pagate, è fatto il piacere a Confindustria e Company, che praticamente hanno scaricato tutte dal 70 in avanti, invece che sulla produzione l'hanno scaricato su lavoratori dipendenti e pensionati. Attenzione, perché Confindustria è il cancro della nazione, che usa i partiti nascondendosi dietro, ma ha scaricato tutto, oltre che aver distrutto il potere d'acquisto intascandosi tutto. Quindi pagare tutti, dove sono quelli di fondazioni, tutte come si chiama, i sindacalisti, pagare tutti per pagare meno, mi sembra molto semplice, invece che far pagare solo i lavoratori dipendenti pensionati come prima, ma pagando sulla produzione, come i nostri genitori ci avevano portato e ci avevano dato modo di essere addirittura leader di produzione pro capite nel mondo fino agli anni 90, che battevamo anche il Giappone. Però si pagava le tasse fino ad anni 70 solo sulla produzione, quindi eravamo diventati leader mondiali addirittura. Ma Confindustria è lei il cancro della nazione, che si nasconde dietro tutti i partiti, la magistratura, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Pagare tutti per pagare meno. Sindacati, dove siete? Se ci siete battete un colpo, mi sembra una cosa veramente che grida vendetta. Salute, buongiorno e auguri a tutti. Buongiorno anche a lei. Intanto abbiamo un'altra telefonata e poi diamo conto anche degli altri messaggi che sono arrivati via WhatsApp al 346 6427 756. Pronto? La telefonata è caduta, mi dicono dalla regia, per cui l'Europa deve mettersi in testa che una trasformazione che un'economia di trasformazione come l'Italia non può essere ammazzata di tasse che aumentano il costo della manodopera, scrive un ascoltatore via WhatsApp. E ancora, sempre via WhatsApp, prima di tagliare le tasse occorre tagliare i parassiti che sulle tasse ci campano, via commercialisti. Se pagare le tasse è un obbligo, chiunque abbia in tasca un diploma dell'obbligo deve riuscirci in piena autonomia, e tagliare i consulenti del lavoro. Un cedolino paga con un centinaio di caselle è un insulto per ogni dipendente. Negli Stati Uniti il Paycheck Calculator è un foglio Excel di massimo una decina di righe che ogni lavoratore può calcolare da solo. Lella scrive invece: la sinistra ha una paura blu che Salvini concretizzi il suo programma. Inoltre, il signor Prodi, invece di insultare il ministro, ricordi agli italiani la sua genialata, il cambio lira-euro, che ha ridotto il potere d'acquisto, lasciando invece che negli anni aumentassero le imposte su tutto. Scrive ancora un altro ascoltatore, anzi ascoltatrice, Manuela: bisognerebbe convincere l'Europa che l'abbassamento delle tasse riduce l'evasione in tempi brevi e produce un aumento delle entrate. Il problema è che
Non so se ciò interessi a chi detiene il potere attualmente. Un altro amico ascoltatore ci manda un articolo di Maurizio Blondet: oltre 100 miliardi di euro in 6 anni il debito italiano per finanziare l'Unione Europea, totalmente censurato nel dibattito. MaurizioBlondet.it 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire in diretta. Il tema è il taglio delle tasse. Pensate che sia possibile? Ce la si fa? Ce la fa sto governo a tagliare le tasse? Per quale motivo sì o no? E ancora, si potrebbero abbassare le tasse ora, scrive Ubaldo, per il semplice fatto che intorno all'osso non ci sono più gli avidi di denaro come lo erano quelli del PD. Buongiorno Radio Padania. E ancora Raimondo da Padova: potreste dedicare un approfondimento sul crack Marengo? Grazie. Il crack Marengo da miliardi di euro. 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire in diretta. C'è un simpatico signore che ha bloccato 2 linee telefoniche telefonando. Questo simpatico signore, che detto fuori dai denti ha rotto abbastanza le scatole, c'è il piacere perlomeno democratico di riappendere, perché se sta telefonando con 2 telefoni veramente è straordinario, è un personaggio straordinario che secondo me può anche fare a meno di chiamare per il futuro, perché non sentiamo assolutamente la sua mancanza. E in questo momento, pensate, questa persona sta tenendo occupate 2 linee telefoniche. O c'è chi si diverte con poco, non lo so io, nella vita tutto si può immaginare. Vabbè, si diverte così. Allora, sapete cosa faccio io? Vi do Abbiamo anche conto. Barbieri Toro integrale. Sì, no, Barbieri Toro integrale lo mandiamo un'altra volta, perché lo mandiamo domani, perché quello era un pezzo assolutamente interessante sulle correnti dei magistrati. Oliviero citato nella conversazione era Oliviero Di Liberto, era il ministro di giustizia del Partito dei Comunisti Italiani, di cui parlava il magistrato prima, no? Quindi quella la riascoltiamo tutta, quella conversazione, perché è una conversazione tra 2 magistrati che tranquillamente discutono di correnti, di assegnazioni, di nomine, in particolare al Ministero della Giustizia e via dicendo. Allora, se le linee sono aperte, sono ancora occupate, io invito questo simpatico signore veramente a finirla con questa stupidaggine, però non posso neanche fare più di tanto, quindi gli sorrido a questo caro amico che sta tenendo occupate apposta 2 linee telefoniche, perché ci siamo rifiutati, e glielo dico chiaramente, di mandarlo in onda, e ci rifiuteremo di farlo costantemente perché ha rotto le scatole. Si può dire tranquillamente, lo dico con tutta, e lo condividono tutti qua dentro, ha rotto le scatole. Quindi questo signore prenda atto che a furia di rompere le scatole poi uno si stufa, qui sta dall'altra parte, e non solo io. Tutti qua dentro ci siamo rotti le scatole di questo signore, il signor Cosmo, giusto? Il quale... Giulio, ricordiamo la regoletta aurea sarebbe di chiamare una volta ogni 7-10 giorni. Pensa, mi ricordo addirittura che lo diceva ogni inizio di trasmissione Matteo Salvini, ogni 7-10 giorni. Ecco, mi sembra giusto, vale ancora, non è un principio che è invecchiato, e questo è un signore che sta occupando le 2 linee, si diverte con poco. Benissimo, affari suoi. Potete mandare intanto gli audiomessaggi o i messaggi via WhatsApp e SMS al 346 6427 756 con no, questa è una roba di pubblicità, niente meno, mentre via WhatsApp bisogna eliminare, scrive Loredana, il parassitismo in tutte le sue forme, come denunciava il grande professor Miglio, dopodiché si può cominciare ad abbassare le tasse per le persone oneste, scrive Loredana. Le nostre linee, ve lo ripeto, 02 66 20 35 29 sono tenute occupate dal simpatico signor Cosmo, che tutti ringraziamo. Mi fido della regia, è lui che sta tenendo occupate le linee. No, è lui, perché le telefonate le ha ricevute Giulio Cesare Carnelli dalla stessa persona, che adesso tiene occupato, appunto, e fa un gesto ampiamente democratico. Lui lamenterà di essere stato censurato e io lo rivendico, perché da ora in avanti questo signore non interviene più. Tanti saluti, perché se interviene soltanto per rompere le scatole può farne a meno, questo glielo dico apertamente. O ti adegui al dibattito del giorno, e stavamo parlando di tasse, o alla fine, vabbè, lasciati divertire con poco, divertiti con poco. Intanto diamo un'occhiata alle agenzie di stampa. Intanto c'è questa cosa qui, ci torniamo sopra, del caso reality. Io dico che non l'ho visto,
ma sull'Ansa c'è il video, l'ha montato lo scandalo sulla trasmissione reality di Rai 2 di Enrico Lucci, che ha fatto parlare due soggetti che sono vicini, cantanti neomelodici o affini, vicini alla cultura mafiosa. Sentiamo un po'. È fastidioso, no? Ti parlo proprio come un padre. La cosa importante invece, secondo me, è che tu, adesso lascia perdere la scuola, però fatti una cultura del tavolo di torno, prendi per un libro di storia, no? Che è molto importante. Ascolta il libro, perché dici, magari fra 20 anni dici che diventare una persona diversa, ma però al tuo paese si dice, tutti i consigli prenditi, pure tu lasceremo. Benissimo, però ascolta, vuoi ascoltare la voce di questo stronzo? Ascoltami un attimo, tu ti compri il libro di storia, no? Un libro della storia della Sicilia, no? Della Sicilia, e soprattutto della Sicilia moderna e contemporanea, e lì ci trovi i nomi dei grandi eroi siciliani, i grandi eroi di una terra splendida, no? Adesso dopo ti dico un po' dei nomi che ti devi segnare. Sono per esempio Pio La Torre, che era il segretario del bravo comunista ammazzato alla mano. Poi c'è stato Pierzanti Mattarella, che era il fratello del presidente della Repubblica. Poi ce ne sono stati tantissimi altri. C'è stato Pettino in passato. Oggi poi, per esempio, alla giornata dell'anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, sai quanti carabinieri sono stati morti, sono stati ammazzati dalla mafia, e bisogna dirlo, la mafia è merda. E poi quando tu studierai un po' la storia della Sicilia, dei grandi siciliani, non puoi non ricordarti dei due grandi siciliani che hanno segnato in Sicilia, in Italia e nel mondo la lotta alla mafia in tutto il Novecento, e sono i nostri fratelli, forse me ne fa loro due che li vediamo qua, che stanno per sempre. Vabbè, il video non è ottimo, o meglio l'audio non è ottimo, il concetto è che questi due qui hanno elogiato, diciamo così, la cultura mafiosa. Benissimo, capirai che novità, e non ho capito neanche dove stia lo scandalo, al netto dell'assunzione di responsabilità dello stesso conduttore Lucci per il fatto di aver illustrato ciò che esiste tranquillamente nel paese. Su questo la penso, credo assolutamente come Marco Travaglio. Allora, un ascoltatore via SMS: la Danimarca non ha ratificato il regolamento di Dublino, anche noi dovremmo recedere in tema di immigrati. Se c'è un ascoltatore che si chiede se il citato soggetto prima è parente di Luigi da Vimercate, che però si rimpiange a un certo punto, non si può far intervenire la compagnia telefonica, e adesso si è sbloccato, mi sembra, è finito il divertimento e quindi si è sbloccato la linea telefonica 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire. Allora, non ci sarà nessun abbassamento di tasse, scrive un ascoltatore, perché tutti dicono che bisogna farlo ma non lo lasciano fare. Come bisogna espellere, ma se lo fai sei razzista. Come fare il censimento dei Rom, a Milano Sala farà il DASPO, eccetera, eccetera. Due telefonate, le sentiamo subito. Pronto? Poi dobbiamo aprire una piccola parentesi per una rubrica che sarebbe dovuta debuttare oggi, invece debutta martedì prossimo, quella sulla scuola con Elena Centemero. Tra poco sarà con noi Elena Centemero. Pronto? Pronto, buongiorno. Allora, io chiamo da Napoli. Prego. Lavoro nella pubblica amministrazione, e ci sono la maggior parte di questi enti con la quota 100 si stanno svuotando e massacrando gli altri colleghi a fare dei lavori dove intervenire, tamponare, dove ci sta l'esigenza. Ora, lei in che amministrazione lavora? In che ramo della pubblica amministrazione? Nel comune. Comune di Napoli? No, di Napoli no, sono dalla zona di Caserta. Ah, ok, comune. Amministrazione comunale, insomma. Sì, nell'ente pubblico. Una cosa, se c'è un regolamento dove i comuni, quando sono in dissesto finanziario, cioè che hanno speculato, hanno rubato, non possono assumere, amministrate male questi comuni, però adesso
ci sono vari comuni che stanno sotto la pianta organica. Cioè, come si fa a portare avanti? Io mi ricordo che nel 2000 che sono andato a lavorare erano 135, ora ci troviamo con 35 persone. Cioè, 35 persone come si fa a portare già l'anagrafe? L'anagrafe ti lascio immaginare come documenti, stati di famiglia, le tessere adesso, i documenti di riconoscimento sono tutti digitali, con l'impronta digitale. Beh, forse arriviamo anche al segno della bestia, come è previsto nell'Apocalisse. Comunque ci stiamo quasi arrivando a quel, ma secondo me mancheranno 20-25 anni per arrivare a questa situazione. Allora, il problema è come risolvere i problemi nella pubblica amministrazione dove ci sono sotto pianta organica. Cioè un collega deve fare 3 uffici in uno. Poi questi sindacalisti, la prima cosa che fanno, pensano solo a far carriere. Ci sono alcuni, la maggior parte quelli raccomandati da qualcuno, che a posto di lavorare vengono a fare i traffichini. Cioè pensano come fare carriera, come più o meno ha capito già. Lei ci ha fatto una fotografia, diciamo, abbastanza vivace della pubblica, dell'amministrazione pubblica nella quale lei lavora, peraltro, no? No, ma io parlo in generale. Sì, no, in generale, però anche lei, se non ho capito male, giusto? Sì. Benissimo, allora, secondo lei soluzione veloce, perché poi dobbiamo passare ad altre telefonate, una soluzione quale sarebbe una delle possibili soluzioni? La prima soluzione è quando una persona viene qualsiasi, sia consigliere, assessore, sindaco, cioè queste persone quando rubano o amministrano male, questi qua non devono mettere più piedi invece qui succede diverso, cioè più hanno punteggi di quelle che hanno fatto, più vengono. Prendo il caso adesso, no? Aversa, dove Salvini era con la destra e invece ha vinto la sinistra. Che cosa è successo? Che tra di loro si sono messi d'accordo per non far vincere la destra, perché c'è una differenza tra le votazioni comunali, regionali e nazionali, quelli là nazionali. Cioè sarebbe che quando ci sono i comuni vincono sempre i parassiti. E quell'altro lei dice sì, devo salutarla per questioni di tempo solo, ho capito, credo. Quando ci sono i comuni vincono le clientele più spicciole e quando diciamo si vota a livello nazionale e europeo lì si può votare più liberamente per opinione, anche il voto di opinione cosiddetto. Se non ho capito male. Saranno anche pochi. Va bene, senta, devo salutarla solo per rispetto anche verso chi c'è dopo di lei, però comunque la ringrazio per il suo quadro. Ciao Giulio, ciao. Buona giornata, anche a te ci diamo del tu. Facciamo prima un'altra telefonata 02 66 20 35 29, poi dobbiamo fermarci un attimo perché apriamo il discorso scuola. Intanto chiedo scusa e sento l'ascoltatore o l'ascoltatrice che ha atteso così a lungo. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiesa. Buongiorno Fabrizio, prego. Allora, uno dei problemi che mi sento sempre dire dai miei clienti, perché io ho la fortuna di avere un lavoro che mi ha portato a conoscere tantissimi artigiani e piccoli imprenditori. Il primo è la burocrazia, il fatto di dover compilare moduli quando si pagano le tasse è sempre piuttosto lungo, laborioso, tutti i mesi bisogna, non so, fare i documenti per la vendita all'estero e cose così che portano via un sacco di tempo, ma veramente il tempo è denaro in questo caso. La seconda cosa è il recupero dei crediti d'imposta. Io ho parlato con un cliente che ha una piccola società, lui non riesce a recuperare l'IVA perché lui praticamente vende senza IVA e acquista perché acquista in Italia tutto con l'IVA. Lui dice io devo pagare le tasse allo Stato, allora vorrei la compensazione perché dico se ti devo dare 10.000 euro di tasse però tu mi devi 8.000 euro di IVA, io te ne do 2.000 e siamo liberi.
No, siccome lui è una piccola società, tutte le volte deve presentare domanda per il recupero IVA, poi passano 2 o 3 anni, praticamente mi diceva che lui era fuori già di 22.000 euro da 3 anni, un piccolo imprenditore. Io credo che abbassare le tasse vada bene, però tutte queste cose sono quelle che opprimono di più chi lavora. Secondo me Salvini queste cose le deve mettere a posto, perché per le ditte individuali il credito d'imposta c'è, allora lo estenda anche alle società, così praticamente toglierà un po' di intoppi. Bene, ti ringrazio Fabrizio, Ciao, ti ringrazio, poi cito velocemente Carlina, Battista e anche Ivan a Cosmo, sei passibile di denuncia per stalking e anche per interruzione di pubblico servizio. Bene, detto questo io do il benvenuto, come vi annunciavo prima, come vi ho anticipato, a Elena Centemero che dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi e che non da stasera alle 18 ma da martedì 18 sempre alle ore 18 inaugura, e la ringrazio per questo, una nuova rubrica dedicata alla scuola, tutti a scuola. Buongiorno Elena, grazie per questo flash che ci consente di dare un'informazione a chi ci sta seguendo, cioè appunto che la trasmissione debutta non questa sera alle 18 ma martedì prossimo, giusto? Inizia proprio prima degli esami il giorno di prima. maturità. Esatto, in modo tale che possiamo rispondere a tutte le ansie degli studenti che sono tanti. Tra l'altro, se si accumulano dei quesiti possono essere segnalati direttamente a te, Elena, alla mail elena.centemero@gmail.com. Perfetto, esattamente. La ripeto alla fine. Io poi risponderò in trasmissione, non si aspetti una risposta via mail, risponderò in trasmissione Certo. alle tutte le domande che mi vengono fatte. Allora, Intanto, il tema della prossima trasmissione, la prima trasmissione, è naturalmente la maturità, che inizia l'indomani, il 19. Oggi citavo in rassegna stampa, te l'ho girato prima, un articolo del quotidiano La Stampa di Torino che in prima pagina titola "La nuova maturità spaventa i ragazzi. Non siamo pronti, spaventano le cosiddette buste dell'orale. Uno studente su 2 dice non abbiamo fatto le prove". Il ministro Bussetti invece annuncia daremo ulteriori informazioni anche sui canali social. Perché spaventa, e secondo te se è vero che spaventa questa nuova maturità? spaventa perché... A parte che la nuova, maturità perché... spaventa sempre sostanzialmente, ma comunque... Esatto, sempre la notte prima degli esami, come citava anche una famosa canzone, spaventa, no? La maturità è sempre stata una prova difficile per tutti, anche per tutti noi, insomma, e quindi per i ragazzi in modo particolare quest'anno, perché è completamente diversa rispetto allo scorso anno. Anche se non sono state inserite le prove invalsi, per fortuna, in questo momento però insomma c'è questa novità della busta che mi spaventa tutti i miei studenti, per esempio, ma è una cosa molto che non deve spaventare, è molto semplice. Che cosa sarà? La commissione, che è composta sia da membri interni che esterni, nei giorni precedenti all'orale preparerà il numero delle buste. Ad esempio se una classe è 21 preparerà 23 buste, perché il giorno dell'orale i ragazzi scelgono una busta. E cosa ci sarà dentro questa busta? Ci sarà una cosa molto semplice, per esempio può esserci un'immagine. Faccio un esempio: se gli studenti hanno studiato Klimt per esempio, o hanno studiato Leopardi come si fa normalmente, nel caso di Leopardi ci potrà essere un testo di Leopardi, si estrarrà questo testo e i ragazzi inizieranno da questo testo a commentare il testo poetico di Leopardi, e poi da lì ovviamente si agganceranno una serie di domande che dovranno essere collegate a questo testo. Se è un'immagine, anche lì si inizierà a raccontare questa figura e a descriverla, a commentarla dal punto di vista artistico, e poi ci saranno altre domande. E ci sarà un commissario, per ogni busta ci sarà un commissario che inizierà ovviamente a fare le domande. Dopodiché la cosa nuova però che spaventa di più i ragazzi è cittadinanza e Costituzione, quella che è l'educazione civica, nel senso che fino adesso, fino a quando non entrerà in vigore la legge del deputato del deputato Massimiliano Capitano della Lega, non si faceva veramente cittadinanza e Costituzione ed educazione civica nelle scuole. È stato un percorso un po' trasversale che i ragazzi si sono trovati tra capo e collo quest'anno, no? E quindi questo forse li spaventa un po' di più. Però consiglio, nel documento del 15 maggio ci sono scritti i percorsi di cittadinanza e Costituzione che i ragazzi
o gli insegnanti hanno individuato, per cui i ragazzi basta che vadano lì, vedano cosa c'è scritto e quindi possono tranquillamente prepararsi. Ecco, è l'incognita del nuovo sostanzialmente, ma sì. Io dico una cosa: le commissioni saranno molto comprensive, saranno giuste, corrette, ma comprensive, sanno che è un nuovo esame. Ecco, tra l'altro la Stampa di Torino, il quotidiano di oggi, cita un sondaggio, alcuni dati, diciamo così, pubblicati sul sito scuola.net, scuola con la K, scuola.net, dice che sostanzialmente più di 1 su 2 dei maturandi dichiara di non sapere come si svolgerà la questione delle buste, no? La prova per buste. Il Ministero ha fatto simulazioni di prove scritte, ma sull'orale ci sono parecchie incertezze. Il 53% dei 4.500 intervistati da scuola.net dice di non aver avuto la possibilità di fare le prove generali dell'orale. Il 33% ha fatto un solo test, il 14% ha simulato più volte le domande a sorpresa, un maturando su 4, sempre secondo l'indagine di scuola.net, non ha ricevuto alcuna indicazione pratica da docenti e tutor e il 49% ha avuto solo qualche consiglio generico, soltanto il 28% è stato aiutato concretamente. E poi appunto c'era la questione che tu dicevi prima, ovvero che i maturandi sono molto intimoriti anche dalla possibilità o meno di domande su cittadinanza e Costituzione, perché 1 su 4 non ha mai trattato l'argomento in classe e il 50% ne ha sentito parlare soltanto sporadicamente. Questo è un po' il risultato dell'indagine del sito scuola.net. Ti torna? Sì, diciamo che mentre sulle prove scritte abbiamo fatto le simulazioni, sulla prima e la seconda prova ci sono state più simulazioni, l'orale è stato lasciato alle iniziative delle scuole prevalentemente, anche se devo dire la verità, il Ministero ci ha accompagnato molto, il Ministro Pussetti ci ha accompagnato veramente tantissimo, nel senso che sono uscite delle circolari ministeriali, una circolare ministeriale a marzo e una pochi giorni fa su dei chiarimenti sul colloquio. È chiaro però che alcune scuole, come ad esempio nella mia scuola, abbiamo fatto delle simulazioni, altre scuole non le hanno fatte, proprio perché a volte è un po' sono difficili tempi e soprattutto è una novità, quindi a volte si rischia anche di simulare un colloquio che non sarà esattamente come quello dell'esame di Stato, quindi mentre le prove scritte, la prima e la seconda, c'erano delle simulazioni che venivano dal Ministero e quindi davamo delle certezze ai ragazzi, in questo caso è un po' più difficile, però ripeto, i ragazzi sono molto spaventati, questo è vero, ma in realtà devono stare tranquilli perché i commissari sanno esattamente che è una novità e quindi li metteranno a loro agio. E non credo che ci saranno delle difficoltà per i nostri studenti. Allora, in ogni caso, se ci sono cose che volete sapere, dubbi, cose da chiedere in relazione direttamente alla maturità o anche a chi la sta facendo e la sta vivendo da genitore o anche da nonno, per carità, perché no? Ebbene, c'è un ascoltatore che mi chiede di presentare l'ospite, probabilmente si è messo all'ascolto già. Conversazione iniziata, siamo con Elena Centemero che da martedì prossimo, lo ricordo, alle ore 18 condurrà la nuova trasmissione Tutti a Scuola, dedicata al mondo della scuola e dell'istruzione, a partire dalle ore 18, il 18, cioè martedì prossimo, a ridosso dell'esame di maturità. La rubrica diciamo che sono, prego, sono una preside in modo tale che l'ascoltatore sappia che ha a che fare con una persona che sarà impegnata in prima persona nell'esame di Stato. È una precisazione fondamentalissima, è una precisazione fondamentale perché appunto Elena Centemero è preside e ha piena, diciamo, conoscenza anche da un punto di vista proprio pratico di questo complesso mondo della scuola. Intanto Elena, grazie. Ricordo ancora la mail elena.centemero@gmail.com. Scrivete anche in vista della trasmissione di martedì prossimo alle ore 18. Che magari faremo anche insieme martedì prossimo per il debutto, sì, no? Perché assolutamente. Voglio andare a scuola anch'io, tutti a scuola, ci vengo anch'io. Va bene, buona giornata a tutti. Grazie mille a Elena Centemero. Flash rapido sulle agenzie di stampa, vediamo se c'è qualcosa di nuovo. No. Vigile del fuoco muore durante un intervento, è la prima notizia. La seconda, il governo va avanti, tregua tra Salvini e Di Maio. Buona mattina a tutti, intanto tra poco